Costi fissi e costi variabili, i primi ridotti di oltre 300.000 euro, i secondi di poco più di 200.000 euro. A snocciolare i numeri sono i consiglieri comunali del gruppo Agrigento Rinasce dopo la recente approvazione in aula del piano finanziario che riguarda la gestione dei rifiuti e la determinazione delle relative tariffe. Il contenimento della spesa, si legge nella nota, consentirà di poter procedere con emissioni di bollette meno care per i cittadini, con diminuzioni quantificabili in valori compresi tra i 3 e i 10 punti percentuali, a seconda della tipologia di utenze e del numero di componenti, sottolineano i consiglieri del gruppo Agrigento Rinasce, che poi aggiungono: il risultato assume un significato ancora più rilevante, considerando che già dal prossimo anno, grazie al sistema di raccolta differenziata avviato, le tariffe subiranno ulteriori significative variazioni al ribasso. E in tema di differenziata oggi interviene il componente della segreteria regionale della CGIL Funzione Pubblica Alfonso Buscemi, stringendo l'obiettivo sulla qualità del servizio. Ecco le sue parole. Mentre il sindaco Firetto immagina come raccontare nei prossimi anni la favola sulla raccolta a porta, la città giace sui cumuli di rifiuti e si affretta ad individuare cause e responsabilità. Un servizio efficiente, spiega, non può prescindere da un numero di lavoratori che oggi è insufficiente. L'amministrazione comunale di Agrigento, per trovare una soluzione al caro bollette, non ha saputo fare di meglio che sparare nel mucchio per giustificare 48 licenziamenti, continua Buscemi. Adesso si scopre che il re è nudo. Ad eccezione di poche vie principali, non si fa più lo spazzamento delle strade, non si fa più il discerbamento. Basterebbe solo questo per dire che il servizio, così com'è, non rispetta la legge, oltre al decoro della città. Sentire la favola del sindaco che continua a farsi vanto di ben 48 licenziamenti è davvero troppo. Evidentemente l'assessore Amel, il cui sforzo lo abbiamo subito apprezzato, non è riuscito a spiegare al sindaco le cose che vede e le soluzioni possibili. Oggi stesso ci riuniremo assieme alle altre organizzazioni confederali per decidere le iniziative da intraprendere per mettere fine a questo utilizzo del personale come se fosse carne da macello. Come prima cosa, conclude Alfonso Buscemi, diremo basta al lavoro straordinario tutti i giorni e per diverse ore, così come chiederemo di concedere tutte le giornate di ferie arretrate che mediamente oscillano da 60 a 70 giorni.